scusate le spalle, devo salire, oh qua, eccomi qua, mi chiamo Antonio Esposito, vi mi conoscete, io vi presento e voi siete il mio pubblico, mi ha dato la possibilità stasera di potermi esibire e praticamente io mi vorrei presentare con voi e vi facete un grosso applauso così praticamente si rompono per piacere niente, per almeno mi ha pigliato un meglio, forza, grazie. Vi volevo dire, che cosa devo parlare stasera? Vi volevo parlare di quello che succede in questa città, perché il mio lavoro me lo permette, io praticamente faccio un lavoro sempre in mezzo alla strada, non è che faccio contrabbandiere, non è che vengo in sigaretta contrabbando, sto sempre in mezzo alla strada, c'ho un negozio e quindi praticamente mi diverto a vedere tutto ciò che succede nella città di Napoli, che la città di Napoli è è un teatro sempre a scena aperte e voi direte chi sono gli artisti? Gli artisti siamo noi, siete voi, siamo il presentatore che intervistavo, siamo noi il popolo, siamo gli artisti di questa bella città. E praticamente voi per esempio immaginate che una vecchietta trasa, mi è capitato pure a me perché io vado sempre in farmacia, perché purtroppo fra tante cose invece io assai spesso in dobbare vado in da farmacia a cattare in medicina, ormai gli anni sono quelli che sono, ma in da farmacia e dice scusa dottore gentilmente mi date 5-6 scatole di omogenizzato, o dottore guarda fa complimenti signore, state aspettando la nipotina, sì no veramente sto aspettando la rendita e questo succede nella città. Come per esempio voi una mattina vi svegliate e dice oh mamma mia stamattina ci fanno tutte le bollette, la luce, l'acqua, il telefono, il gas, la monnezza, gli altri dall'ufficio postale, staccato un numero perché ma quasi si parte da Salomero, c'è sempre un numero, se da pigliare, 45, hai stato con sguardo 21, 24 persone e casa fa notte. Mentre sono così che bollette ma proprio che acqua, luce, telefono, gas, sono proprio sfaziosi, a questo punto la sono signorina tutto bello acconciato, bello con panciotto, trassa, va vicino direttamente vicino al sportello, va, signorina scusate ma io secondo voi stamattina mi avete fa la fila? Ah sì, no, dice no, la Francetta è stata una bellezza, un giornalino. E questi non sono attori a Napoli, ogni cosa succede è una battuta, io per esempio seguo un mio nipote, il figlio di una mia sorella, che praticamente lo seguo perché i poverini, insomma, zia accompagna con la scuola, viene a parlare con i professori, mamma sempre si viene a parlare, sempre a parlare con i professori. Vado a parlare con i professori, appena vado a parlare già un fatto che appena vado a parlare con i professori va a aspettare già che la faccio tutta tirata, no? Che se pure fosse Einstein dicesse vostro nipote, vostro figlio se potrebbe fare molto di più. E questo fatto a me mi dà fastidio. Comunque lui mi raccontava, questo professore dice ma voi sapete come ha combinato vostro nipote? Dovevamo fare il compito in classe, a un certo punto vado vicino a lui e faccio Vittorio, ma tu non stai scrivendo? Dice no professore, io non tengo la penna. Ma come si dice non tengo la penna? Sei in quinta elementare, devi fare l'esame, fra pochi giorni dice non tengo la penna. Si dice professore io non ho la penna. Ecco, io non ho la penna, tu non hai la penna, io non ho la penna, noi non abbiamo la penna, voi non avete la penna, essi non hanno la penna. Vostro nipote mi ha guardato e ha detto questo valore chi cacchia la testa, sta penna. Ma la cosa bella che pure mi è successa è stata alla stazione di Campi Flegrei. A un certo punto io stavo prendendo un caffè in attesa che arrivasse il treno che mi aspettava. Quando vedo due persone che si agitano, si sbattevano, e pure chi sentiva, sono avvicinato e sentivo che diceva scusate, il binario per il treno per andare a Caserta, a che binario devo andare? Chi lo lascia e se ne va. E una parte dice, ma guardate un po' che gente scustumata, ma non vi preoccupate, venite a pensare a me, perché lo stesso treno che avete voi. Proviamo sotto passaggio, facciamo una corsa, arrivata che da parte ci appariamo vicino al treno, come saliamo in coppa, chi incontriamo la stessa persona che gli ci aveva fatto la domanda. O guarda e fa, scusate, ma io vi ho fatto una domanda. Voi non mi avete risposto, ma perché non mi avete detto il binario del treno? Il lo guarda e fa, così o perdevo tutte e due. E questo succede. Però, che è troppo bella, è quando un'amica mi dice, dai risposi, ma il Tony, tu mi fai una cortesia. Io prima di cena matrimonio, tu mi hai presentato a coccosarte che mi fanno vestito a impresa. E beh, che c'è fatto? E tu prima di matrimonio ti porto usato.
E io ho visto la casa non era sicca, non era ricatto, non stavo curto, non ce la faccio più, voglio fare un vestito, voglio che qualsiasi prezzo voglio fare. Ci stesse qualche buon uomo che tiene una giacca, no? Nessuno tiene una giacca. Presentatore, voi avete la giacca? Ma volete là? Era un po' grossa. C'è male. Allora praticamente chi va dal shop, molto accompagnato Don Pascal. Gentilmente, Don Pascal, qua c'è stato un Gennaro Sposo, grazie Peppe, molto gentile, molto gentile. E ok, devo spogliarello. Allora fa Santuando. Bellissimo, grazie Peppe, sto portafoglio arriva, no? Non sta lì, quando c'è stata una cosa? Chi diceva chi è frate, ma che ha detto? Ma chi strana la giacca? Chi sta in un mondo? Ci va solo capire, ci va. Vabbè, comunque va abbastanza bene. Comunque praticamente questa amica mia Gennaro Esposito lo porta a Don Rosato, dice Don Pasquale, gentilmente qua c'è sta questo amico mio che dovrebbe fare un bel vestito, però il problema è che lo vorrebbe in 2 giorni. 2 giorni, dicevo Pasquale, che faccio? I pizza. Io al massimo sarà un vestito bello e fatto. Dice vabbè, va contento, basta che mi scende, basta che il vestito sta buono. Dice no, non mi preoccupare, tutto a posto, ecco qua, questo sta 800.000, chi si ce lo vestito, lo metto in culo. E se ne va a casa, il compagno mi dice, guarda Margherita, guarda a tuo marito che ci ha fatto accattare stamattina, no? La moglie no, azza, ti sta proprio bello questo vestito, so. Dice però perché che una mano che è più lunga e una mano che è più corta. Che qualcosa non va buono, si sta da accugiare usato. Dice vabbè, come faccio una cosa, come vado usato, mi faccio accugiare e me ne torno subito, quanti chilometri devono fare io? Quindi io accompagnato a Don Pasquale, dice Don Pasquale, già mi si scala, Don Pasquale, gentilmente, io guardate, io sto vestito, non ci ho visto quello, onestamente, vedi che mi sta buono, però vedo che una manica è lunga e una è corta, come si fa? Stiamo per sapere, se facciamo una cosa, voi lo scucite e ve la aggiustate, e lo scucimmo, quindi secondo voi da 48 ore tengo il tempo dopo cose più scuso, facciamo una cosa, voi tenete il vestito ben abbottonato, no? Bella la spalla tutta diritta, dateci una botta diritta a spalla, no? E vedete che praticamente la manica scende a livello che là. Suona per la manica, e qui c'è fatto le case, così una cosa, là ragione l'amica mia. Piglia e se ne va, ci chiama a casa e dice ma che guarda amica mica a tuo marito che ci ha fatto accucciare, da 2 minuti ci ha messo vestito a posto. Aspito, sta proprio bello su sì. C'è però ma sono un po' che giaccarete. Ah, non va a giaccarete 800 né cosa. Ma va a canale lo sa. No, lo sa sempre senza si muove. C'è un po' sempre a mesi di scala. Gentilmente io guardate, io non mi sono proprio mosso. La manica tutta a posto, questa qua tutta quanta diritta, la giacca tutta abbottonata, però gentilmente mosso un po' che giaccarete. Diciamo una cosa, sempre vi accucciate. Ma che volete accucciare? Noi abbiamo poche ore. Fate una cosa, voi tenete sempre la giacca abbottonata, no? Mettete sempre la spalla dritta, date una botta dritta a spalla là, e una botta dritta in fianco. Praticamente chi lo muove scende proprio buono. Oh sì, pazzo, voi siete proprio un luminario della sartoria. Grazie, ma poi se ne va a casa, no? E ci siamo a casa tutti e due, sempre senza smoke. Dice, ma che guarda a tuo marito, che bello vestito, ci ha fatto a contare. Cazzo, sta proprio bello, so. Dice, ma molto sono poco che sono a rete. Annaccia, miseria, sempre qualcosa di difetto. I femmini hanno sempre qualcosa di dice. Ma grazie a Don Pasquale mi faccio accucciare. Chi si piglia parla Don Pasquale? Dice, Don Pasquale, gentilmente, sempre senza mo. Pasquale, sempre a me si scala. Guardate, io non mi sono proprio mosso, però volevo adesso la giacca tutta a posto, a spalla qua, manico, fianco, tutto a posto. Però, guarda, sono un poco occasionale, facciamo una cosa, sempre, però in occasione lo potremmo accucciare. Ma che volete accucciare in da 24 ore? Voi volete aggiustare un vestito? Facete una cosa, voi tenete sempre la spalla bella dritta, l'altra spalla bella abbassata un pochettino, una botta di 2 fianchi e una botta di 2 ginocchi. E vedete che il mio vestito uscite buono. Aspetta, veramente uscito buono questo vestito. Grazie, ma mentre stiamo a casa, tutti e due, passiamo per non si rubare, no? Quindi passiamo e spassiamo, e ci sto sulla, questa amica mi sto sulla sempre più assai, quando uno è visto già fa più, o guarda e fa, subito hanno che pagato sorte. Non è capace di fare un vestito buono. Guarda che lo sto scianghinato come ci scende a padere un vestito buono. Ok, io vorrei ridare la mia giacca a Peppo, non l'ho toccata proprio, perché, ecco, guardate, tutta sana, ecco, mi faccio anche il vestiario. Peppo, io ti ringrazio di questa
piccolo intervento. Intervento, abbiamo fatto un'operazione. Grazie a te Tony, grande Tony. Grazie. Buonasera. Grazie per questo tuo intervento prezioso, perché ci hai fatto ridere. Volevo fare una canzone, ma tu ci hai